Mamma mia, che brutta! Che cosa? Ma chi c'è passato? Che ne so? La dottoressa? Non c'è la dottoressa? Che ne so io? Dimmelo te se c'è. Non vediamo. Avanti. Venga, venga. Oh, Metti qua. finalmente. Dottoressa. Buongiorno, Finalmente. Buongiorno, dottoressa. Lei è? Io sono Domenica Coruta. Meglio per voi. Oh, io dottoressa, ho un forte mal di testa e c'ho tant'aria alla pancia, ma proprio tanta. Cioè, ci ho portato la lastra, dottoressa, aspetta. Ma non mica commenti tutto qua. Aspetta, per cercare l'asta. È un capito, ma che Andata a bene. Che guarda che ci capisce. Ecco qua, io faccio vedere, ma tanto non capisce niente. Questo è il punto delle mani, a cornuta, ma tu qui sei piena d'aria. Ma tu che fai? Tu? Ma che puzza, che capisci? Tutti l'aria, ecco, ma che dico, praticamente questo stomaco, no? Che fa? Si dilata e va a picciare contro gli organi vicini. Da qui e tachicardia. Cornuta, tu rutti? Rutto, scureggio, guarda che a casa mangio sempre da sola. Vedo bene. Che vuoi? Ah, Bellini, non si dici. Senta, cornuta, guardi, quest'aria è un tipo d'aria che gliela posso facilmente eliminare con degli antifermentativi e così starà bene. Meno male. Va bene? Meno male. Prenda la mascherina. Aspetta che io meno male. La mano, dottore, io c'ho un negozio di la roba. mascherina è per me. Dottore, io c'ho un negozio. Ce l'ho a Via Fogalasi, ma guarda, ogni volta che c'è qualcuno me la devo trattenere e poi sempre che sto scoppiando divento... ce l'ho a Via Fogalasi. Oh, se vieni guarda che bei capi che vendiamo, guarda, ti faccio pure uno sconto. Guarda, se non capisci, Bellini, allora ascoltami. Quest'aria la eliminiamo con degli antifermentativi e vedrai che starai bene, Mi fa subito la ricetta così la fotografia? Forza, mi scriva compresse di Loffarin. Mamma mia! Che cazzo è donna, può scoprire? Ma non gli abbiamo super competitivi. Io non ce la faccio più. E lei mi ha scritto la ricetta? Da quanto? Loffarin da quanto? Da 1000, più scatole, da 1000 cc. Queste fanno bene pure a mia nonna. Quando guardiamo la TV, sentiamo come un fischio. Ma dottore, mica come quell'altro pronto soccorso che ti chiedono che c'hai. Ma che te lo devo dire io che c'ho? Sei te il dottore, no? E allora il dottore guarda. No, non è vero,